In farmacia la situazione è molto cambiata, non si vendono quasi più mascherine o molto poche. L'attenzione sta calando da parte della gente, giustamente anche penso che si senta sollevata. I positivi intercettati nelle farmacie ci sono ancora, le sintomatologie sono lievi, ma la vendita di tamponi, gel e mascherine ha subito un crollo evidente. A chiedere il test oggi è chi deve presentare un'attestazione pre-ricovero oppure certificare la malattia al datore di lavoro. È un'altra emergenza ad occupare il tavolo ministeriale permanente cui è seduto anche Farmacie Unite, la carenza degli antibiotici pediatrici dovuta all'epidemia di scarlattina in corso dal mese di aprile. Abbiamo fatto effettivamente tanti tamponi per la rilevazione dello streptococco in questo periodo, abbiamo trovato tanti positivi, c'è stato un incremento notevole della richiesta di farmaci antibiotici specifici per la cura dello streptococco e ci siamo trovati circa un mese fa ad avere veramente prima una carenza e poi una totale mancanza di un principio attivo molto utilizzato. Colmate le carenze di sciroppi e principi attivi come l'ibuprofene che hanno spinto diverse farmacie anche della provincia ad attrezzarsi con i propri laboratori per sostituire i farmaci con gli equivalenti. Ora c'è un'altra emergenza perché manca l'amoxicillina. In caso di antibiotici, che sono delle molecole ancora più difficili da trattare e da dosare, non è automatico questo. In certi casi dobbiamo ovviamente rimandare il paziente al medico prescrittore qualora non si trovi un farmaco antibiotico o un suo equivalente, perché la terapia dovrà essere giustamente adattata da parte del medico.